Senza differenze di colore della pelle, contro ogni forma di razzismo, è lo spirito della giornata internazionale contro ogni forma di razzismo celebrata dal 16 al 22 marzo. In occasione della giornata mondiale del razzismo, l'Istituto Comprensivo Luigi Rizzo ha promosso una serie di iniziative realizzate in collaborazione con l'Associazione Acquarinto. La giornata di oggi vuole essere un messaggio per le nuove generazioni che ancora nel 2005 si parla di razzismo. Invece con questi ragazzi oggi abbiamo testimoniato che veramente la fratellanza universale non ha colore. È questo che i ragazzi oggi hanno portato, delle loro storie che parlano di libertà, che parlano soprattutto di affermazione e soprattutto di speranza in un futuro migliore. Da dove vieni? Io sono gambiano. Da molti anni vivi ad Agrigento? No, da 7 mesi da Agrigento qua, da Bella Seta, là. Come ti trovi? Mi trovi bene qua, sono contento e felice di qua, perché io amico di tutti, voglio bene da me e poi io voglio bene di tutti, capito? Io sono benissimo di qua, capito? Stare di qua. Oggi è stato importante incontrare i ragazzi delle scuole. Sì, oggi marca di importante giorno per cancellato razzismo, mondiale di cancellato razzismo. Il razzismo è buono, perché è nero, bianco, tutto è uguale. Non distinzione di razza, razzismo bianco, nero, non tutto bene. Qual è il messaggio che hai recepito dall'incontro di oggi? Che alla fine, anche se siamo diversi di colore, che alla fine siamo tutti uguali, siamo tutti sotto lo stesso cielo e alla fine l'unica cosa bella e positiva della giornata è che siamo diventati tutti membri di un unico gruppo e abbiamo passato una giornata diversa che è stata essenziale ed istruttiva principalmente.